ma se qui si presenta una donna cosa succede? La cacciamo subito perché la nostra festa è dedicare un giorno anche a noi, no? 2 agosto, festa degli uomini, anzi no, nella marca rigorosamente degli uomini, come cita la maglietta. Qui siamo a Possagno, ai piedi del Tempio Canoviano, ma la ricorrenza dedicata a questa metà del cielo oggi era festeggiata un po' dappertutto nel Trevigiano e non solo. Ma qui c'era la differenza, che nello specifico sono i 50 anni della prima, per così dire, edizione. Dal 50 anni che viene fatta aperta al pubblico. Qualche anno prima già la faceva il fondatore Nico Fantuzzo. Il gazebo come ogni anno montati alle 5 e dalle 7 in poi festa grande con gli inevitabili brindisi accompagnati da uova con pancetta. Ma attenzione, rigorosamente solamente 2 le uova e mai strapazzate. Ma le uova, questa da dove salta fuori? Le uova è ovvio, no? Il simbolo più attinente è 2 agosto, uova, benissimo insomma. Il francesismo cita l'editto di Napoleone agli usseri, che notoriamente giravano in calzamaglia e senza mutande, con il risultato che il rigore militare doveva uniformare tutto e tutti anche lì, mettendo tutto a gauche, ovvero a sinistra. Imposizione che i veneti prontamente e ironicamente trasformarono in 2 agosto, con tanto di festa che ancora oggi fa un po' arrossire le donne. Cosa vuol dire il 2 agosto? Ma per voi uomini è un ritrovo per fare una chiacchierata, bere un bicchiere di vino e stare in compagnia. Ma lei è d'accordo? Visto che c'è la festa delle donne, sono d'accordissimo. Che sia stata una festa unica nel suo genere a Possagno lo testimonia anche il diploma in ceralacca che i partecipanti si sono portati a casa per, come dire, confermare alle signore la venuta celebrazione della mascolinità. La moglie mi ha detto vai pure a fare festa, so che sei la festa di uomini. Cosa gli ha detto la moglie? La moglie è contenta. Perché? Gli attributi importanti sono.